E queste sono il primo filone di scoop che vorrei che prima o poi qualcuno trattasse. Passo adesso al secondo filone, cioè a quei fatti conclamati, evidenti, che non possono essere negati, ma che vengono ignorati o minimizzati perché non portano acqua al mulino della Commissione sull'uranio impoverito. Primo, il 9 gennaio del 2001 il Corriere della Sera, stiamo parlando di 17-16 anni fa, già diceva che cos'era l'uranio impoverito. Era quella sostanza che serve per costruire un mare di oggetti che sono di uso quotidiano. Allora, gli stent che ci mettono nelle coronarie sono fatti con l'uranio impoverito, le corone dentarie che molti hanno sono fatte con uranio impoverito, e poi leggo rapidamente: i forni a microonde, gli airbag delle macchine, i cellulari, i telefoni, gli auricolari, i microfoni, i computer, le candele per auto, le calamite, serrature delle case, collari per cani, canne da pesca, mazze del golf, eccetera, eccetera, freccette e così via, sono tutte fatte con uranio impoverito. Non si ricorda abbastanza questo particolare. Secondo fatto evidente che è stato nascosto: a un certo punto nel 2014, il 27 di settembre, due ricercatori dell'Università di Cagliari, Luca Caviano e Donatella Petretto, scoprono una cosa interessante. A Teulada, paese vicino ovviamente all'omonimo poligono, scoprono che dei 3.600 abitanti ci sono 4 ultracentenari, 330 ultra ottantenni e 935 ultra 65enni. Però l'aspetto particolare è che questi ultra anziani sono ultra efficienti. Ma allora c'è da chiedersi: ma come mai? Allora vicino al poligono non solo non si muore forse, ma c'è questa percentuale molto elevata di gente che vive a lungo e vive bene. A peggiorare la situazione è subentrato poi il Corriere della Sera, che il 21/8 del 2012 riporta che anche il New York Times americano mette in risalto un aspetto: il Guinness mondiale della longevità è stato consegnato alla famiglia Melis, 9 fratelli che abitano a Perdas de Fogo. E allora c'è da chiedersi come mai questi fratelli, dalla piccola Mafalda di 79 anni all'epoca alla sorella maggiore Consola di 107, campino così a lungo accanto a un poligono. Eppure sia nel caso di Teulada sia nel caso di Perdas de Fogo è gente che ha respirato l'aria di quei poligoni, mangiato i prodotti di quella terra, le carni che sono state prodotte nei pascoli di quei poligoni. A completare l'opera c'è l'ICC, il Comitato Internazionale dei Centenari, il quale, Unione Sarda, pagina 19 del 17/6/2015, dice che questo gruppo di 50 esperti in tutto il mondo sono in giro per verificare come mai ad Okinawa e nell'Ogliastra ci siano una percentuale di longevità, una percentuale significativa di cittadini che vive a lungo. Infine concludo questo aspetto citando quello che la professoressa Musumeci, e cito il 15 agosto del 2016, pagina 7 dell'Unione, dice a proposito di questo argomento. Leggo: le conclusioni del gruppo di scienziati guidato dalla dottoressa Loredana Musumeci sono rassicuranti. Nessun aumento di patologie a Quirra e Teulada, nessuna contaminazione. Il professor Annibale Bigerri sostiene che, leggo testualmente, in base ai dati da noi raccolti a Foži, una zona particolare nei pressi della base militare di Teulada, abbiamo riscontrato che i ricoveri in ospedale dei malati cardiaci poi deceduti sono avvenuti proprio nel giorno in cui si svolgevano i test militari. A questo punto, se anche gli infarti sono attribuiti dei cardiopatici ai poligoni, la cosa incomincia a essere grave, perché colpa dell'uranio impoverito o delle polveri sottili o del torio dei messi di Milan o del gas radon o del brillamento, del munizionamento scaduto, se è colpa di questi agenti sono i tumori, il diabete, come sostiene la dottoressa Gatti, oppure i problemi polmonari, oppure strane escrescenze nel cervello, come dice sempre la Gatti, eccetera, a questo punto la preoccupazione è grande.
e io direi di prendere in considerazione anche la diffusione del punteruolo rosso, che non sia colpa dei poligoni militari.